Samoter, il salone dedicato alle macchine per le costruzioni, ritorna in fiera a Verona dopo 6 difficili anni ed esprime tutta la voglia di ricominciare, di crescere sia delle aziende che di un'intera nazione. Oggi parliamo del miglior Samoter di sempre nonostante 6 anni di fermo. Un'edizione storica, come sottolineato da Federico Bricolo, presidente di Verona Fiere, e rimarcato dalla presenza del ministro Matteo Salvini e dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, all'inaugurazione dell'esposizione. Questo è un settore che con le macchine prodotte cuba circa 4 miliardi di euro e considerate che 3 miliardi li esportiamo. Punto, non aggiungo altro. Il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e dei Lavori Pubblici è la possibilità di rilancio, di rinascimento e di ripartenza di questo Paese, non solo per i 60 miliardi di PNRR, eccetera, eccetera. Parliamo di quello con cui mi sono svegliato questa mattina, che riguarda i 550 espositori, perché fino a ieri l'altro c'era l'emergenza siccità, oggi ci sarà l'emergenza alluvione. Questo di cosa è figlio? Non di Giove e Pluvio, della sfortuna, ma del fatto che nei decenni passati non si sono fatte quelle infrastrutture idriche che servono per trattenere l'acqua. Noi tratteniamo e servono le macchine per scavare, per rimuovere la terra. Evviva l'Italia dei sì, evviva Samoter e Asfaltica, la fiera dei sì. Buon lavoro e buon futuro a tutti. Samoter è unica, strategica e storica. Unica perché ha riunito tutti i settori legati al mondo delle macchine da costruzioni con 536 aziende espositrici, di cui 115 arrivate da 23 paesi esteri. Strategica sia per la posizione geografica al centro delle grandi direttrici logistiche e commerciali che per la qualità espressa dalle aziende italiane. Storica grazie ai 60 anni di esperienza nel settore. E questa 31esima edizione di Samoter a Verona Fiere è stata premiata registrando nelle 5 giornate di manifestazione più di 40.000 visitatori specializzati provenienti da 91 nazioni. Dopo 6 anni siamo qui a Samoter nuovamente, per noi è una fiera importantissima, siamo legati anche sentimentalmente a questa fiera perché è stata la prima che Trevi Bene a cui ha partecipato nel lontano 93. Abbiamo tutte le nostre migliori attrezzature esposte e crediamo molto nel successo di questa manifestazione. Forte il focus sull'adozione delle nuove tecnologie nel mondo construction per renderlo sempre più competitivo e sostenibile, con la possibilità di vedere all'opera le macchine del futuro con il cantiere digitale, dove la tecnologia a bordo macchina e la telemetria ne rendono l'uso più sicuro, facile e veloce, con scavatori e attrezzature senza operatori a bordo e controllate da remoto. Importantissimo quindi la digitalizzazione e la sensibilizzazione alla sicurezza in cantiere. Questo significa fornire tutti quegli accorgimenti affinché il lavoro dell'operatore sia compiuto e svolto nel miglior modo possibile, sempre in sicurezza. Innovazione e sicurezza sono stati al centro di oltre 80 iniziative formative proposte da Samoter e non mancano anche simpatiche iniziative degli espositori per intrattenere ed avvicinare a questo mondo anche i più piccoli. Abbiamo ideato questo album da colorare con i personaggi Trevi e Benne per farli avvicinare a quello che è il nostro mondo con tematiche sempre legate alla tutela dell'ambiente. Il prossimo appuntamento con Samoter è in programma dal 6 al 9 maggio 2026.